concentramento. Anche qui ci arrivano le vostre mail, tranquilli. Ciao Luci, ti vedo molto estiva in questi giorni, prontissima per le vacanze, dai che si vede dagli occhietti. Io avevo delle domande da farti, una è su Eros, forse è stata una mia impressione, ma nell'intervista che gli hai fatto non l'ho visto granché in forma, anzi l'ho visto proprio triste e abbattuto. Tu te ne sei accorta oppure è un'impressione soltanto mia? L'altra è una domandona tecnica. Ho sentito che alcuni autori nei loro album incidono una cosiddetta traccia fantasma. Tu sai per caso che cos'è? Beh, intanto ti saluto, buon lavoro. Se non ti sei già rotta di leggere la mia mail, ti chiedo se mi fate vedere per piacere Sorella mia di Sergio Camariere. Tanti baci, Nicoletta. Allora, cara Nicoletta, vediamo di andare un attimo con ordine. Intanto qui lo straccetto lo appoggiamo, ecco. Sì, in effetti, vacanza proprio no, forse ho gli occhietti da vacanza perché siamo al mare, però siamo al mare a lavorare, soprattutto per intrattenere voi, quindi devo dire mezze vacanze, mezzo lavoro. Per quanto riguarda Eros invece io non l'ho trovato per niente fuori forma, anzi ci è sembrato a tutto il nostro gruppo d'Azzurro di ottimo umore, molto gentile, molto disponibile. Tieni conto che noi non eravamo l'unica intervista che lui ha rilasciato quel giorno, anzi ne avrà fatte almeno 100, quindi probabilmente mettici che c'era un po' di stanchezza, no? Quindi magari poi ripetere magari sempre la stessa risposta alle domande, perché non è che si trovano sempre domande diverse da fare, però no, quindi mi sa che è un'impressione soltanto tua. E poi mi chiedevi per esempio che cos'è la traccia fantasma, giusto? Allora, la traccia fantasma te la posso spiegare così: è un pezzo che viene aggiunto sempre all'interno del lavoro dell'artista, che però non viene segnato nel retro di copertina e che solitamente scatta dopo qualche minuto dalla fine dell'ultimo pezzo dell'album, quindi praticamente magari ti fa anche prendere uno spavento, perché tu lasci il CD quando è finito e dopo qualche minuto parte per la serie, proprio vienimi a cercare che mi trovi. Va bene, detto questo direi che possiamo continuare con tutte le varie cose che ci hai detto tu. Ci chiedi per finire di vedere Sorella mia di Sergio Camariere e allora te la regaliamo a te Nicoletta, Sorella mia Sergio Camariere, però poi non diteci che non siamo esaustivi ed esaurienti nelle nostre risposte, Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri. Una legna uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere del tramonto